Si sapranno nei prossimi giorni le cause dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Veneto e nella Marca. Teatro della tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, il piazzale della LD Plast di via Montello a Pezzan di Strana. Vittima Marzio Borsato, 48 anni, di Padernello di Paese, operaio travolto da un bancale di materiale plastico che la ditta usa per realizzare principalmente cassette per l'agricoltura. Tutto è accaduto intorno alle 17 quando Borsato stava lavorando nella zona adibita a magazzino. D'un tratto i colleghi hanno sentito un forte rumore e poco dopo si sono accorti dell'uomo a terra sotto ad un cumulo di plastica grezza. Subito sono stati allertati i soccorsi e in pochi minuti è arrivato l'elicottero del SUEM di Treviso. Nonostante la tempestività, nulla hanno potuto fare i sanitari se non constatare il decesso dell'operaio, il corpo del quale è stato ricomposto dai vigili del fuoco giunti immediatamente sul posto. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, anche se l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un errore di manovra dello stesso Borsato. Saranno i tecnici dello Spisal e i carabinieri a stabilire l'esatta causa dell'incidente, per il quale il magistrato potrebbe chiedere l'autopsia sul corpo dell'uomo prima di dare il nulla osta per i funerali.